La montagna vicentina è stata protagonista di un progetto di promozione realizzato dal Consorzio Vicenza Air e finanziato dal GAL Montagna Vicentina. Nella splendida cornice di Villa Godi Maliberni di Lugo di Vicenza è stato fatto un bilancio dell'attività svolta finora. È andato molto bene, anche perché abbiamo iniziato da febbraio e abbiamo finito appunto da qualche settimana, dalla A alla Z, diciamo, di questo progetto. È stato piaciuto molto da parte dei turisti, degli operatori turistici che abbiamo invitato e ospitato qui nella zona, nel territorio, abbiamo fatto visitare tutto quanto e sono rimasti tutti quanti molto, molto entusiasti di queste bellezze che abbiamo. Ecco, in che cosa è consistito un po'? Raccontaci questo progetto. Il progetto è, innanzitutto siamo partiti da un censimento di tutta la zona, di questi 36 comuni che facevano parte di questo progetto, e da questo censimento sono stati preparati poi dei pacchetti turistici. Abbiamo fatto una brochure con una ventina di pacchetti che praticamente diciamo, abbiamo cercato di farli tutti con i vari segmenti che abbiamo trovato, dall'enogastronomia allo sport attivo della montagna, il turismo proprio vero e proprio per quello che può essere la visita delle ville e dei castelli, e tutta la zona diciamo della montagna per quello che riguarda la Grande Guerra, soprattutto che per il centenario della Grande Guerra che abbiamo quest'anno è stata una cosa molto interessante. Bellezza e varietà del paesaggio, clima mite, offerta turistica e culturale variegata. La montagna vicentina dal 1994 è riconosciuta patrimonio universale dell'umanità dall'UNESCO. È un luogo che racchiude al suo interno numerose opportunità. Sì, c'è anche tanto sport, anche per arrivare qua, bici o Nordic walking sicuramente, però sicuramente anche tantissimo altro, tanta arte, tanto territorio, tanto paesaggio che colpisce, colpisce decisamente anche me che conosco un po' meno queste terre basse sotto le montagne, però è veramente molto bello. Qui siamo in una villa che parla da sola, che è veramente carina. Bene. E gli obiettivi di questo progetto, e possiamo anche ipotizzare che questo progetto continui nel tempo? Sì, sicuramente questo è un progetto che ha un inizio e una fine, però l'idea è quella di trovare altri fondi per riuscire a fare altri progetti. Idee ce ne sono tantissime, logicamente, delle legate al turismo attivo, all'enogastronomia e altri itinerari, a sviluppare quello che è un prodotto un po' minore, che però la gente sta già cercando. È un turismo slow, per cui uno, quando si appresta a essere in un territorio, lo vuole conoscere fino in fondo, vuole stare con le persone e capire veramente com'è la vita in questi posti, che non è solo capannoni, non è solo corsa in macchina, però tanto territorio da vivere e da far conoscere, ecco. Dovremo comunicare molto di più quello che abbiamo. Il turista è molto cambiato, è più attento e più esigente, vuole muoversi, conoscere ed arricchire il suo bagaglio culturale. Vuole fare sport, è immerso nella natura e immergersi nella cultura di un territorio. Il turista di oggi vuole il vino del territorio, vuole assaggiare i suoi sapori. La montagna vicentina può essere il luogo giusto dove vivere tutto questo.